Assessore Santoro, l'inaugurazione della 30ª edizione di Nautilia è l'occasione per ribadire che il Friuli Venezia Giulia ha tutti i fattori per il rilancio del settore diportistico. Sì, in questa splendida cornice dei 30 anni di Nautilia si respira un'aria di ottimismo, un ottimismo fondato sulla consapevolezza che non solo le professionalità che hanno traghettato nel periodo più buio dell'economia questo settore sono in grado di affrontare le sfide più importanti. La stagione quest'anno è andata bene, ma può contare anche su un sistema infrastrutturale regionale assolutamente adeguato. Il tema dei dragaggi è il tema più affrontato, che evidentemente ha portato alla navigabilità e quindi alla sicurezza di gran parte dei canali della laguna, ma anche tutto il sistema infrastrutturale regionale che fa da supporto, pensiamo solo al polo intermodale di Ronchi, a questo settore così importante per la nostra regione. Un settore che diventa competitivo potendo contare su un entroterra che dà possibilità di sviluppo e di servizi, soprattutto alla nautica da diporto, assolutamente straordinari, incomparabili con altre parti del territorio nazionale.